Italia 1. Cerimonia di premiazione del 23° campionato Rallys e Velocità di Basilicata, Molise e Puglia. Prima di iniziare le formalità e la consegna dei premi, io direi che dobbiamo fare un grande applauso al nostro Ronzo Pezzolla che oggi compie gli anni. Così non lo sa nessuno. Non credo che abbia preparato una grande torta, però gli auguri da tutti quanti sicuramente li gradirà. Il discorso di facciata non è un fatto di nomi e non è un fatto di struttura. La rivoluzione è totale, completa, ma soprattutto quello che ci tenevo, e grazie a Dio sta avvenendo, è che veramente fosse l'ACI e a tutti gli effetti. Chiedo d'Italia, signori, chiedo. Vincitore della classe N4 Mario Vincenti. Vincitore della classe A2 Felice Rosa. Vincitore della classe A3 Pasquale Fiorito. Loro sono quasi tutti della Basilicata e qualcheduno del Salento. Vincitore della classe A4 Santo Siciliano. Vincitore della classe FN2 Gerardo Messina. Vincitore della classe FA1 Salvatore Ciampi. Vincitore della classe S2 Vincenzo Marino. Vincitore della classe S3 Carmielo Coviello. Vincitore della classe S4 Saverio Miglionico. Vincitore della classe S5 Luigi Tizzano. Vincitore della classe S6 Albino Pepe. Vincitore della classe S7 Giuseppe Leuci. Vincitore della P2 Carmelo Coviello. Vincitore della classe SPS1 Angelo Faraone. E vincitori delle classi GT1 e 2 Pietro Romano e Giudice Emanuele. Il filmato.
Bene, sicuramente ci sarà un'incetta, qualcheduno che rappresenta il gruppo ritirerà, quindi vincitore della classe N3 Sergio Peppe, ritiri? E allora vincitore della N4 Mario Vincenti, senza che gli mettiamo 50 corone dovesse cadere per terra. Ognuno dica per chi ritira, visto questa presenza. Poi c'è Felice Rosa della classe A2, ritira qualcheduno di voi? No? Non c'è. Felice Rosa no. Pasquale Fiorito? No. Pasquale Fiorito c'è? Dico c'è per dire che ritira. Santo Siciliano? Ritira sempre lui. Gerardo Messina? Salvatore Ciampi, vincitore della classe FA1. Vincenzo Marino? Vincenzo Marino non c'è. Carmelo Coviello? Non c'è neanche. Saverio Miglionico? Luigi Tizzano? Albino Pepe? Ritira per Albino Pepe. Giuseppe Leuci? Ritira? No. Carmelo Coviello? Non c'è. Angelo Faraone? Niente. Pietro Romano? Niente. Emanuele Giudice? Scuderia Slalom, la vincitrice la Basilicata Motorsport, che non c'è nessuno, e invece la classifica assoluta c'è Emanuele Giudice della Salento Motorsport, terzo classificato. Secondo classificato Salvatore Ciampi e vincitore Saverio Miglionico. Okay. Bene, vi ringrazio. Arrivederci. La targa di Lombardi. Allora, adesso innanzitutto ho visto che è arrivato, finalmente è arrivato con questo traghetto in ritardo Eno Zenelli, che rappresenta è il segretario generale dell'Automobile Club dell'Albania. Poi lo chiameremo dopo questa successiva premiazione, ed ora invito a salire sul palco Saverio Ricciardi, Gianni Resta e in luogo di Antonio Maglione Davide Maglione. Allora, Saverio Ricciardi, consegna della Super 1006 Fernando Primiceri, 2000 Francesco Rizzello, della FN2 Luca Martina, della FN3 Francesco Marotta, dalla FA5 Enrico Baglivo, della FA6 Antonio Branca. E abbiamo poi la vincitrice per i rally Irene Memmi, la scuderia Casarano Rally Team per le scuderie, e per la classifica assoluta saranno sempre loro. Delicito, se c'è qualcuno ancora venga qui. Terzi classificati a pari metro ce ne sono ben 4: Antonio Fracasso, Emanuele Guida, Giuseppe Albano, Michele Serafini e Cristian Quarta, Fernando Primiceri e Martino Rosato, tutti quanti terzi assoluti della classifica rally. Poi secondo assoluto Francesco Rizzello e Fernando Sorano, e vincitori Ivan Pisacane e Salvatore Invidia. E vai al video.
Suzuki che ha vinto il campionato italiano cross country rally, e si riferivano in buona parte a immagini del rally Puglia e Lucania cross country. E ora passiamo alla premiazione. Vincitori di classe rallies N2 Francesco se c'è qualcuno che ritira si faccia avanti. Niente. Della N4 Antonio Fracasso. Vincitore della A5 Marco Apollonio. Vincitore della classe A7 Michele Serafini. Vincitore della classe R2B Pierandrea Turchiuli. Di preciso, penso che l'avrete capito, che quel quadretto serve a contenere la medaglia invece di tenerla appesa, quindi rimarrà una cosa carina. Vincitore della classe R3C Ivan Pisacane. Vincitore della classe Super 1600 Fernando Primiceri. Vincitore della classe Super 2000 Francesco Rizzello. È una specie di sosia di Max Gazzetta. Vincitore della classe FN2 Luca Martina. Vincitore della classe FN3 Francesco Marotta. Vincitore della classe FA5 Enrico Baglivo. E ultimo della classe, vincitore della classe FA6 Antonio Branca. Non vediamo la Irene Memmi qui vicino, ma c'è qualcheduno della scuderia che vuole ritirare per lei? Bene, dai. Vincitrice della classifica rally. E per quanto riguarda la classifica scuderia invece ancora una volta è prima Casarano Rally Team con il presidente Prettalo Carra. E ora l'assoluta rally, terzi assoluti Antonio Fracasso ed Emanuele Guida del Casarano Rally Team. Antonio Fracasso e Emanuele Guida. Ancora terzo Giuseppe Albano. E ancora terzi Michele Serafini e Cristian Quarta del Casarano Racing. E ultimi terzi Fernando Primiceri e Martino Rossato del Casarano Rally Team. Sono invece secondi Francesco Rizzello e Fernando Sorano del Casarano Rally Team, secondi assoluti nella classifica rally. E vincitore, quello che continua sempre a parlare nel fondo, Ivan Pisacane con Salvatore Invidia del Casarano Rally Team. Ha vinto tutte le gare, la classe in tutte le gare a cui ha partecipato. Allora, no, il tuo discorso l'hai fatto prima, credo che non valga la pena di ripetersi. Un applauso finale agli amici dei rally. E prima di chiamare qui il segretario dell'Automobile Club, direi che dovrei rimediare a un piccolo errore di prima. Laura De Mola, per cortesia, vieni qui su, una consegna da parte di Saverio Ricciardi della Targa per l'ospitalità concessa a questa manifestazione. Scusami Laura, ma mi hanno mandato in tinta la grande assenza di piloti. Bene, grazie a tutti, grazie a voi dei rally. E ora invito il presidente Sticchi a tornare
qui sul palco. Non so se è già arrivato Antonio Giovinazzi? Non ancora, bene. Il presidente Sticchi e per cortesia Eno Zeneli, il segretario. Bene,